Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda la pagina informativa con le ultime notizie del mattino. Nella prosecuzione delle indagini per individuare i componenti della cosiddetta banda dei Rolex, che avevano portato il 16 maggio scorso all'arresto di 5 persone, un italiano, uno svizzero, 3 albanesi, di cui uno latitante, la mobile di Trieste ha arrestate altre 3 persone, tutti albanesi, a diverso titolo coinvolti nelle rapine. Si tratta di giovani dai 23 ai 28 anni, arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale per aver partecipato ad alcune delle rapine compiute dalla banda, in particolare quelle commesse il 23 dicembre 2021 e il 4-5 febbraio 2022. Le 3 misure sono state eseguite nella prima mattinata del 21 novembre scorso in collaborazione con i colleghi delle squadre mobili di Pistoia e Monza e ha permesso anche di sequestrare materiale ritenuto utile alle indagini. Una persona invece è stata soccorsa questa mattina dal personale medico-infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente che si è verificato lungo la statale Ponte Bana nei pressi di Cassacco. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri si sono scontrate 2 vetture e una delle 2 auto è finita in un fossato a bordo strada. È successo intorno alle 7:30. Il personale medico-infermieristico ha preso in carico la persona rimasta ferita, che è stata successivamente trasportata in ambulanza all'ospedale di Udine, per fortuna non in gravi condizioni. Un altro sinistro si è verificato poco dopo le 9 di oggi lungo la bretella di collegamento tra l'autostrada A4 e la barriera di Latisana. Per causa in corso di accertamento la vettura col conducente a bordo ha perso il controllo ed è finito fuori strada capottandosi. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto. Attivati i vigili del fuoco, sul posto il personale della concessionaria Alto Adriatico con il coordinamento del centro operativo autostradale di Udine. La persona è stata trasportata all'ospedale con l'ambulanza in codice giallo. A Trieste, lungo la strada per Basovizza, si è verificato un incidente con il coinvolgimento di un autobus finito contro un albero. Il personale sanitario ha inviato sul posto le ambulanze. Sul mezzo viaggiavano 9 persone, tra uomini e donne, per fortuna tutti illesi, compreso l'autista. Il conducente è stato preso in carico dal personale sanitario, trasportato all'ospedale di Catinara per accertamenti sanitari. La causa potrebbe essere dovuta a un malore. Chiudiamo qui questa edizione flash, grazie per la visione all'ascolto. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.